E alla fine io sono abbastanza sicuro che si troverà una soluzione, anche perché il patto, diciamo così, atlantico che c'è sempre stato tra Europa e Stati Uniti è un patto molto forte e, come ha detto anche Musk sabato scorso al nostro congresso, dovrebbe esserci un libero mercato tra Stati Uniti e Europa, non dazi. Quindi io penso che alla fine, tolti i vincoli, ci possa essere una libertà reciproca. I dazi spaventano, ma potrebbero restare semplicemente uno spauracchio. Il sottosegretario all'impresa e al Made in Italy sottolinea come alcune delle dinamiche già esistenti siano piuttosto dannose per il Made in Veneto. È una questione pesantissima per l'agroindustria italiana. Se pensiamo che in America si produce la mozzabella, l'asiago americano, quindi tutti i prodotti che sono molto simili al nostro. Tra l'altro in passato c'è stato pure un problema di reciprocità, cioè nel senso che l'Unione Europea non ha posto divieti sull'entrata di questi prodotti, mentre gli Stati Uniti sì, con dazi per esempio sui formaggi anche molto pesanti. E tra l'altro il tema della reciprocità funzionava così, cioè nel senso che se non accettavamo i loro formaggi, chiamiamoli taroccati, neppure si poteva esportare i nostri nel loro paese. Quindi c'è un po' un tema di libero commercio internazionale che va trattato. Tutti sono d'accordo comunque sul fatto che anche solo la minaccia di nuovi dazi o balzelli non faccia affatto bene all'economia, pure quella veneta. Abbiamo già tensioni internazionali pesantissime, abbiamo una guerra vicino a noi, c'è il conflitto medio orientale, c'è un tema energetico su cui bisogna fare una riflessione profonda, rincaro dei prezzi, insomma la situazione economica è davvero delicatissima. Ricordiamo che il governo ha rivisto, ahimè, al ribasso e pesantemente la crescita dei PIL. In questo contesto i dazi evidentemente non fanno bene.